Se c'è chi ancora viene sorpreso a non rispettare le disposizioni di contenimento fornendo scuse ridicole per prendere una boccata d'aria, esistono casi decisamente più gravi che le forze dell'ordine si trovano davanti nel corso dei loro controlli, come l'ultimo scoperto dai carabinieri di Mestre. Proprio a Maerne vi è stato un caso particolare nel quale un bar che doveva essere chiuso si è scoperto in realtà praticasse nel retrobottega. In particolare, come se nulla fosse, continuavano a confezionare degli aperitivi. C'erano le persone all'interno nel retrobottega, come ho detto prima, che sostanzialmente, come se non vi fosse questa situazione in atto, stavano consumando all'interno, quindi aggirando quelle che sono le disposizioni in vigore. Il bar resterà chiuso altri 5 giorni dal momento in cui i locali riapriranno al pubblico, ma i carabinieri devono far fronte a molte altre situazioni sgradevoli legate a questo particolare momento. Diciamo che tutto sommato devo dire che la cittadinanza veneta, nello specifico quella veneziana, sta rispondendo molto bene a quelle che sono state le indicazioni. Quindi possiamo dire essenzialmente che parliamo di una popolazione molto attenta alle regole e molto rispettosa. Tuttavia continuiamo a verificare alcuni episodi. Io ovviamente faccio gli episodi un po' più eclatanti, che sono questo del bar, ma anche qualche giorno fa una persona che con la scusa del cane in realtà spacciava in un parco. Si è verificato qualche episodio di sciacallaggio, ecco, anche per questo tutti i servizi che sono in atto, oltre a verificare il rispetto delle norme da parte delle persone che sono autorizzate a circolare, mirano a verificare anche tutti gli esercizi che purtroppo causa forza maggiore sono chiusi, quindi sono rimasti abbandonati a loro stessi, quindi ci prestiamo anche a effettuare questo tipo di servizio, verificando appunto che non solo che vengano rispettate le norme e quindi gli esercizi siano chiusi al pubblico, ma anche che non si verifichino episodi di sciacallaggio o di personaggi appunto che approfittano di questa situazione per poter creare dei danni ulteriori. E poi l'altra faccia della medaglia, quella di chi si sente solo e spesso disorientato. Abbiamo avuto anche chiamate da persone che magari sono rimaste sole perché gli unici contatti che avevano sono purtroppo stati ricoverati e quindi si sono rivolte a noi anche per chiedere aiuto per fare la spesa o per gestire altri aspetti della vita quotidiana che, quando è stato possibile, li abbiamo indirizzati sugli organi competenti. Quando non è stato possibile abbiamo provveduto in qualche modo noi a risolvere il problema.